Allora, segretario Ribon, abbiamo parlato del discorso del turismo, lei mi diceva delle aperture, queste incertezze, questi fatti che comunque hanno limitato, per il momento non ci sono stati esiti interessanti, per carità, pur di aprire non apre anche all'aperto, però vediamo con queste giornate che la primavera tende a farsi vedere e quindi le aperture posticipate, limitate, eccetera, hanno limitato altrettanto le attività produttive, no? Sì, noi le abbiamo chiamate incongruenze. Le incongruenze del decreto sono determinate dal fatto che diversamente da quanto auspicavamo non c'è una omogeneità tra settori produttivi ed economici, situazioni sociali e situazioni lavorative, per cui con l'esempio lampante si può consumare il pasto all'interno di un ristorante se c'è un servizio mensa e fuori solamente per tutti gli altri, diversificando alcune situazioni non tanto rispetto alla questione contagio, assembramento o ambiti di sicurezza, ma su questioni che dopo alla fine creano delle diversità, delle disparità, e questo in qualche maniera nell'ambito dell'attrazione turistica e dell'apertura della stagione estiva crea tutta una serie di difficoltà organizzative da parte delle imprese. Io credo che è stata necessaria la prudenza, è necessario il monitoraggio, però adesso si debba procedere ad un'accelerata contemporaneamente alla fase vaccinale per poter in qualche maniera dare anche segnali di speranza e di rilancio. È chiaro che il turista che vede che c'è un coprifuoco alle ore 22 in vacanza lo vede come un elemento difficile da percepire, in qualche maniera che frena la libertà e l'organizzazione. Teniamo anche conto che negli ambiti lavorativi o gli ambiti turistici diluire la concentrazione di presenze da parte delle persone nello stesso spazio, nello stesso tempo, potrebbe aiutare anche a rendere meno concentrata la presenza all'interno dei locali o all'interno delle varie situazioni. Un altro tema importante è tutto quello che riguarda la filiera degli eventi, che è comunque legata al tema del turismo. Quella va necessariamente menzionata, perché la filiera degli eventi col turismo ha a che fare, perché l'organizzazione, sì, nel senso sia locale ma anche comunque legate alla relazione con l'ambito turistico, anche lì c'è la necessità di dare delle aperture sempre monitorate e sempre in qualche maniera organizzate. Io non credo che da parte degli operatori, non c'è mai stata, ancora meno adesso, ci sia una difficoltà ad accettare un sistema di regole. Ormai questo fa parte della comprensione da parte di tutti quanti gli operatori, ma c'è la necessità di non fare due pesi due misure, e questo è un elemento che in qualche maniera va corretto velocemente. Ecco, alcuni segnali abbiamo visto anche in questi giorni. Io mi auguro che dalla prossima settimana ci siano ulteriori valutazioni per poter far lavorare imprese, settori che sono più di un anno che sono fermi e che non hanno respiro. I sostegni non saranno mai sufficienti. No, adesso parliamo dei sostegni. Allora, non si vuole capire, è un messaggio che arriva adesso, che Industria 4.0 non è recepita fortemente in Italia come all'estero, perché noi abbiamo aziende medie di 4-5 persone, non sono strialmente e non sono dai ristoratori. Questa è la mentalità dell'italiano medio, sostanzialmente piccole aziende. Certo. Quindi questo è un dato di fatto, e sì, è vero. Sì, ma questo lo sappiamo, ed è per questo che da un ragionamento di Industria 4.0 si è arrivati a ragionare sulla transizione 4.0, e però devo dire che all'interno anche delle piccole imprese alcune azioni di cambio culturale, di approccio sulla gestione dei macchinari, sulla relazione con i propri clienti, fornitori in ambito digitale o interattivo, sta entrando, e non è solo una questione dimensionale. Cioè, se noi ci fermiamo al retaggio della questione dimensionale, probabilmente questa partita la perdiamo, e quindi dobbiamo essere predisposti a capire cosa, pur mantenendo
l'impostazione organizzativa dei nostri contesti, possiamo provare a spingere. Guardi, faccio un esempio banalissimo. Anche nell'ambito della stampa, della fotografia, ho visto azioni di transizione 4.0, perché ci sono macchine che fanno la stampa, che utilizzano materiali ecologici, che possono essere regolate attraverso il controller, attraverso wifi o comunque interazione con l'ambito digitale. Non stiamo parlando di cose folli. Stiamo parlando di macchinari che hanno un costo da 20, 25, 30 mila euro, che sono all'interno anche di micro e piccolissime aziende. C'è uno sforzo, ma io non sono per bloccare questo tipo di ragionamento solo a un ambito dimensionale, ma provare a spingerlo anche attraverso il supporto delle risorse pubbliche che arriveranno e quelle che sono già presenti. Lei prima diceva sostegni. Come sono stati vissuti dalla categoria? Perché poi di fatto non sono stati sufficienti, aspettavano di più, la Regione aveva stanziato, però poi diviso per il numero di coloro che avevano l'aspettativa è stato purtroppo poca cosa. L'insieme era importante, ma erano talmente tanti i fruitori che non sono stati sufficienti. Sostanzialmente? Guardi, a un certo punto abbiamo perso il conto dell'ordine dei decreti che dovevano in qualche maniera intervenire a sostegno. Alcuni sono rimasti fermi ancora, tipo gli operatori della montagna sono ancora in attesa. Sono in attesa, l'importo medio si aggira attorno ai 3.000 euro, che è una cifra che ovviamente non potrà mai soddisfare la mancanza di fatturato e di... C'è rabbia da parte degli operatori, questo si è percepito, c'è rabbia, c'è delusione e soprattutto c'è insofferenza e intolleranza nei confronti di ulteriori limitazioni. Dopo bisogna capire se il governo riesce a capire questo oppure no, però sostanzialmente questo è l'animus che pervade un po' la categoria, salvo coloro che... Le due cose si sono in qualche maniera incastrate in malo modo, perché è stato fatto percepire alle imprese chiuse per decreto la possibilità di ricevere un sostegno sufficiente a compensare mancate entrate. Questa cosa tecnicamente non si è avverata. Cioè dice, tu sei chiuso, sei in rosso, eccetera, tranquillo, ti arriverà. Non si è avverata e soprattutto la cosa più grave è che si è prolungata l'attività di chiusura in maniera netta per alcuni settori, senza dare la possibilità di avere uno sgravio o una compensazione per il mantenimento dell'attività, tenendo conto che contemporaneamente c'è stato anche il blocco dei licenziamenti e quindi le imprese si sono trovate contemporaneamente bloccate a tutti gli effetti. Per questo, per tutti, perché ad esempio, adesso diciamo prima un messaggio, buongiorno, la dimensione economica veneta non rispecchia la media di impresa italiana media, questo crea un divario pazzesco tra realtà economiche che avranno sempre più obiettivi diversi, vale a dire che spesso gli interventi dello Stato devono diversificarsi tra le diverse realtà nord e sud. Questo è un tema storico, strutturale, l'abbiamo anche evidenziato. Adesso io non voglio fare una distinzione geografica, facciamo una distinzione sulle impostazioni organizzative delle aziende e sulle capacità di reazione delle aziende. Anche il nuovo Recovery Fund, il Next Generation EU, avrà un'attenzione specifica nei confronti di alcune aree, però noi abbiamo anche evidenziato che, essendo soldi per una buona parte in prestito, non tutti a fondo perduto, è chiaro che bisognerebbe stimolare alcune contesti che hanno la capacità di dare un risultato in termini veloci. Qui non ci deve essere una discussione a nord vanno dei soldi, a sud vanno degli altri, bisognerebbe capire dove c'è nei tempi e nelle modalità la capacità di arrivare al risultato, perché se vogliamo recuperarli tutti questi soldi che sono a disposizione, bisogna dare dei risultati tangibili in tempi rapidi. Al nord e in alcuni contesti produttivi delle filiere che noi consideriamo strategiche, c'è la possibilità di partire con questo slancio. Questo tirerebbe anche altri pezzi di indotto. Più volte l'abbiamo detto, turismo,
manifattura del Made in Italy e comparto casa. Questi tre ambiti comunque hanno una capacità di reazione. Se noi stimoliamo questi tre ambiti, sì, conseguentemente arrivano anche tutta un'altra serie di imprese e lavoratori dei settori in qualche maniera che fanno parte dell'indotto. È una scelta di politica industriale, il nostro paese fa difficoltà ancora ad impostarlo. Assolutamente sì. Un altro messaggio: è possibile che nonostante le bellezze paesaggistiche del sud il turismo non raggiunge i numeri del nord? E di questo se ne parla dal 1980, pertanto da 40 anni. Sapete quanti adeguamenti strutturali si potevano fare in 40 anni? E qui oltre che strutturali e infrastrutturali. Infrastrutturali. E il problema che si pone è proprio anche la questione dei collegamenti, l'organizzazione di accoglienza legata a questi contesti. Devo dire che però ci sono dei casi che possono comunque dare dei segnali di cambio d'approccio, perché ad esempio la Puglia in tanti anni alcune azioni è riuscita a farle anche grazie, tanto per collegare alcuni aspetti, collegandosi con alcune dinamiche che sembrano distanti ma che sono state strategiche per la Puglia. Tutto l'ambito del cinematografico legato anche all'ambito turistico ha rafforzato tantissimo l'ambito di quel contesto lì. Come la zona della Sicilia con la Sicilia è lo stesso per alcuni aspetti. Ci sono dei gap storici, strutturali che dovrebbero essere, diciamocela tutta, presi in mano oggi, in questo momento, con le risorse che sono state destinate dal livello europeo, perché se non le sfruttiamo in questa modalità qua adesso, l'occasione non c'è più. Siamo davanti a una specie di piano Marshall riproposto a distanza ormai di moltissimi anni. Dobbiamo avere la forza di muovere alcune leve in maniera diversa. Un'altra cosa a questo proposito, c'è anche da noi un nodo infrastrutturale importante, ci sono dei nodi infrastrutturali importanti, parliamo dell'alta velocità che diventa fondamentale, per esempio Padova, certo. Se non c'è, noi siamo fuori dai giochi. E poi vabbè, il discorso adesso dell'A4, ennesimo incidente, ennesima chiusura dell'A4, lì diventa rilevante, soprattutto proprio per le attività che riguardano gli artigiani che lamentano questo blocco di chiusura con l'Europa, insomma, diventa un collo di bottiglia, si sta chiudendo, troppe volte ci sono incidenti, la terza corsia è ferma là perché mancano 400 milioni, insomma un tot di soldi che non arrivano, non sono stati previsti neanche che arrivino con Recovery Fund. Cos'è la situazione attuale? La situazione è intollerabile perché stiamo parlando di uno degli assi strategici dal punto di vista infrastrutturale per il trasporto attraverso la gomma del nostro territorio e siamo ancora in questa situazione qui. Allora, noi abbiamo due infrastrutture importanti da tenere in testa per supportare le imprese. Una è quella fisica, per cui abbiamo la parte ferroviaria e la parte delle strade che devono essere completate. Quante volte sono state parlate, cioè, quanti anni è che prendiamo in considerazione la questione? Ormai sono tantissimi. E contemporaneamente c'è il tema dell'alta velocità, che consente il collegamento con i nodi strategici a livello europeo, e questo è un elemento che va completato. Se abbiamo delle risorse da destinare, utilizziamole per finire queste opere, definiamo quali sono gli elementi che possono aiutare, perché contemporaneamente abbiamo anche un'altra infrastruttura da implementare, che è tutta quella legata al mondo digitale. Cioè abbiamo comunque intere aree, interi pezzi anche del nostro territorio veneto che non sono coperti adeguatamente. Possiamo pensare nel 2021 la capacità di interconnessione digitale e immateriale sia distantissima rispetto ad altri contesti europei. Abbiamo visto soprattutto in questo anno e mezzo che l'ambito della relazione attraverso il web, attraverso gli strumenti ci consente di arrivare comunque in ogni parte del mondo. Se non abbiamo una banda nelle condizioni degli altri non andiamo da nessuna parte. Sono allo stesso peso strade e infrastrutture materiali. E qui torniamo a 4G, torniamo anzi all'industria 4.0. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.